La cosa bella nella pianificazione delle serate è quella che non avevamo internet, no? Se c'è un tratto fondamentale che ricordi di quel tipo per organizzarti, per uscire, qual era? Beh, allora, pianificazione era, credo fosse fatta molto a distinto, nel senso che, ecco, c'è da dire questa cosa, che negli anni 90 c'era un gusto musicale molto ben definito, cioè c'erano delle persone che andavano ad ascoltare, non so, musica techno, progressive, eccetera, c'erano quelli invece dell'house o underground, come veniva chiamata negli anni 90, e c'erano quelli del commerciale, ok? Diciamo che questa appartenenza ad un gruppo musicale era molto cioè ad un genere musicale era molto forte e ci si guardava anche un po' in cagnesco, nel senso che quello che andava a sentire l'house generalmente era visto come un fighettino, non so, vestito in camicia bianca, mentre quello che andava a sentire techno era molto più sconvolto, più alternativo, no? E mentre oggi chiaramente il genere è molto più eterogeneo, cioè i ragazzi di oggi ascoltano cose molto più di generi diversi, quindi non sto qui a dire che fosse meglio una volta piuttosto che adesso, però chiaramente raccontando gli anni 90 c'è da sapere anche questo. Allora nel nostro pianificare le serate chiaramente ognuno di noi si sentiva appartenente a un determinato gruppo, no? Quindi normalmente io, se devo parlare in prima persona, quando avevo 18-20 anni, eravamo per quelli della techno, cioè non ce n'era, cioè, c'è poco da fare. Per cui si guardavano i vari flyer che trovavamo nei bar e che c'erano questi flyer con 800.000 colori, no? Con i dragoni disegnati sopra, c'erano tutte queste cose molto ispirate ad un futuro prossimo che in realtà abbiamo visto che il futuro prossimo in realtà era meglio forse il passato. Vabbè, comunque a livello grafico erano questi flyer molto imponenti e che ti incuriosivano, nei quali c'erano i nomi, diciamo, dei DJ che erano seguiti da chi, come me, appunto, seguiva un determinato genere, e in base a quello si diceva, non so, c'è Bellini, di là c'è Noferini, c'è, capito, vari DJ che sono lì, andiamo lì, piuttosto che da un'altra parte. Però non ci si, neanche ci si inventava di dare un'alternativa, o nel senso che diceva, ah, io sabato sera vado al cinema. Cioè, c'era un gelo, cioè tipo, dove vai tu, tipo, cioè, quindi la scelta era quasi obbligata, nel senso che, come scrivo anche nel libro, nell'introduzione, la discoteca era un imperativo assoluto, quindi la programmazione era comunque discoteca. Poi c'era qualcuno che magari voleva andare a sentire l'house, altri che volevano andare a sentire la techno, però chiaramente ognuno era parte di un gruppo e si andava a scegliere la discoteca. Per fortuna c'era una scelta di club e di discoteche che chiaramente erano molto variegate e di conseguenza c'era l'imbarazzo della scelta e non c'era neanche il problema della strada, sinceramente, nel senso che boh, è a 40-50 km si va, cioè un atteggiamento che ovviamente col tempo per mille motivi, no Manuel, per mille motivi è cambiato, insomma.